La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Amanti del calcio dilettantistico, ben trovati con Penalty. Siamo in onda ogni giovedì sera alle 21 sui canali di GS Channel. Parliamo di Serie D, ma parliamo anche di eccellenza calabra. Lo facciamo subito, però prima vi presento il nostro ospite di questa puntata, ovvero il direttore sportivo del Castellammare Calcio, direttore sportivo di una squadra di eccellenza siciliana. Parliamo di Giuseppe Nolfo. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori, buon pomeriggio e grazie per l'invito. È un Allora piacere. Giuseppe, dobbiamo subito parlare di questo inizio travolgente del Castellammare. Da qualche settimana qualche cosina un po' zoppica, però è anche vero che rimane tutto quello che di bello avete fatto sin qui. Sì. Pertanto complimenti intanto. Grazie, grazie. Un inizio bellissimo, ci ha visti primi in classifica per alcune giornate, quindi meglio di così non poteva essere. Però ci siamo goduti il momento, sapevamo che comunque sarebbero arrivate le difficoltà. Chiaro. E qualche difficoltà è arrivata. Ma qual è l'obiettivo effettivo di questo Castellammare? Ancora radicale presenza continua all'interno di questa eccellenza e poi chissà, magari un domani pensare in grande? Ma l'obiettivo rimane sempre quello di migliorarsi a 360 gradi, partendo soprattutto comunque dalla crescita dei giovani, che noi lo diciamo ma lo facciamo perché abbiamo per tanti anni vinto anche il premio giovani. Abbiamo avuto tanti ragazzi che per certi versi hanno utilizzato, diciamo, la società, utilizzato forse non è il termine più corretto. Beh, però ti avete dato la possibilità sì, di mettersi in moto. esatto. Qualcuno magari ha avuto anche la possibilità di fare qualche esperienza in categorie Certo. superiori ed è questo sicuramente il nostro augurio. Perché no, però magari provare quantomeno anche a fare qualcosina in più, a migliorarsi e magari sognare i playoff. Assolutamente, tra l'altro tu da ex giocatore del Sì. Castellammare, Sì. Nato a Castellammare, Sì. giustamente il ruolo da dirigente in questo Castellammare è ad hoc, no? Sei contento soprattutto, Sì. no? No, per carità, chi per tanti anni la domenica è andato a giocare a calcio, diciamo che rimane sempre con lo stesso, diciamo, schema mentale, Chiaro, rimane un chiaro. appassionato di Chiaro, calcio, quindi chiaro. anch'io, essendo un appassionato di calcio, essendo anch'io uno che per tanti anni la domenica ho partecipato alle partite, anch'io mi sento di dare un contributo, di dare comunque a mettere Chiaro. a disposizione l'esperienza per il mio Castellammare. Tra l'altro questo Castellammare ha una bellissima struttura, Sì. ma soprattutto un pubblico a dimensione eccellenza. Sì. Voi non volete fare il passo in Serie D perché chiaramente lì sono altri numeri, almeno per adesso questo Sì. è l'obiettivo, pertanto avete tutti i requisiti comunque per mantenere una qualità importante, credo, no? Sì, diciamo che credo che l'eccellenza sia già un campionato importante e comunque Castellammare è una splendida cittadina, ma è pur sempre di 15.000 abitanti, non ha, diciamo, una grandissima tradizione, diciamo, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista calcistico, però il passaggio, comunque il salto fra l'eccellenza e la Serie D credo che sia ulteriormente
impegnativo per il Castellammare. È vero, è vero. Almeno che, così come succede magari in altri posti, magari non si avvicina, che so, un imprenditore particolarmente... Può succedere, mai dire mai, sì, no? no, ma per carità, in realtà Castellammare avrebbe tutta un'altra serie come posso dire, di vantaggi che magari altre società non Sì, hanno. perché sottolineiamo, voi siete l'ultima provincia trapanese prima di entrare nella provincia Di palermitana, Palermo. quindi Sì, siete sì. proprio a metà strada, quindi o Ah. un imprenditore di Trapani o un imprenditore eventualmente palermitano potrebbe essere interessato. No, ma infatti dico, tra l'altro dico, Castellammare sta vivendo anche un momento importante dal punto di vista turistico, quindi diciamo Sì, è anche sì. una città che negli ultimi anni ha riscoperto, diciamo, anche tantissime località importanti, e quindi magari ci potrebbe essere anche un imprenditore che magari si Insomma, vuole... c'è dell'ottimismo, Sì, lo c'è vedo dell'ottimismo, dalle tue sì. parole, lo sento soprattutto dalle tue parole, ma anche dal tuo sguardo, lo Ma vedo. perché nella vita sognare non costa nulla, Bravo, e Giuseppe. perché non possiamo sognare pure noi, giusto? Assolutamente. Bene, ritorneremo a parlare anche del Castellammare quando affronteremo anche nella parte finale della nostra trasmissione il discorso riguardante il campionato di eccellenza, perché adesso parliamo invece del campionato nazionale dilettanti, parliamo di Serie D. Domenica si è giocata la giornata numero 11 di questo girone I del campionato di Serie D. Abbiamo già la schermata dei risultati: Città di Acireale Regina 1914 1-1, vince 3-0 Lenna Calcio contro il Paterno Calcio, 4-0 della Vigor Lamezia contro il Ragusa Calcio, sospesa al 19° minuto del primo tempo per un temporale che si è abbattuto su Palermo, Athletic Club Palermo e Nis FC, 1-1 per Messina Vibonese Calcio, pareggio anche tra la Nuova Igea Virtus e la Gelbison, vince 2-1 la San Cataldese contro la Castrum Favara, 2-0 del Savoia 1908 contro il Milazzo, ed infine vittoria fuori casa per il Sambiase 3-0 contro il Città di Gela, che tra l'altro è costata la panchina a Gaspare Cacciola. Eccola qua invece già la classifica: in testa Savoia 1909 e Nuova Igea Virtus con 22 punti, con 19 il Sembiase, con 18 punti Nis FC, con 16 Athletic Club Palermo e Vibonese, 15 per il Milazzo, 14 Vigor Lamezia, Enna Calcio e Gelbison, con 13 il Città di Gela, con 12 punti Castrum Favara, Regina 1914 e Città di Acireale, con 11 la San Cataldese, ed infine 9 punti per il Paterno Calcio, Ragusa Calcio invece con 7 ed il Messina con 3 punti, non dimentichiamo i 14 punti di penalizzazione del Messina. Dobbiamo anche a questo punto guardare il tabellino delle partite che invece si giocheranno domenica 16, subito Castrum Favara Nuova Igea Virtus, Gelbison Messina, Milazzo Enna Calcio, Paterno Calcio Città di Gela, Ragusa Calcio Savoia 1908, Sambiase Città di Acireale, Vibonese Calcio Vigor Lamezia, Nis FC San Cataldese ed infine Regina 1914 che giocherà in casa contro l'Athletic Club Palermo. Allora, intanto cosa pensi di questo girone I del campionato di Serie D? Molto ingarbugliato rispetto alle Sì. passate edizioni, dove probabilmente 1/2 erano le squadre da battere, tutto il resto cercavano di arrancare punti per la salvezza. Sì, mi sembra diciamo, un girone bellissimo, un campionato particolarmente interessante, particolarmente imprevedibile, perché vedo tantissime società che sono là pronte comunque per imporsi, però ce ne sono parecchie. E quindi c'è una forma di sì, equilibrio c'è un grande che ti dà equilibrio incertezza. e che rende il campionato sicuramente uno dei più affascinanti, diciamo, degli ultimi È anni. vero, è vero. Tra l'altro c'è il Messina, c'è la Regina, Messina Miracolo, c'è il direi, Savoia, dico, ci sono comunque c'è il Ragusa, c'è il Paternò, c'è la C'è la Cireale, Nuova c'è la Nuova Igea Igea Virtus. Dico, nell'Igea Virtus c'è tra l'altro un mio ex compagno, il capitano Totò Maltese, Totò Maltese, che in questo vero. momento si gode la testa della classifica, e quindi gli facciamo un in bocca al lupo. Assolutamente. Però, Saranno ripeto, contentissimi a Barcellona. credo che quest'anno sarà un campionato che si deciderà fino all'ultimo, Fino all'ultimo. fino all'ultimo sarà indeciso, e questo lo renderà
particolarmente affascinante quest'anno. Condivido. Partiamo subito con il Città di Scigliale che guarda caso ha un big match importantissimo in casa contro la squadra Reggina, Sì. ovvero la Reggina 1914, allenata adesso da Alfio Torrisi, Sì. ex allenatore del Trapani, del Trapani, Matera, sì. catanese doc. Sì. Diciamo che la Reggina deve recuperare molti punti, la Scigliale in questo caso, in questa partita, giustamente doveva assolutamente farne di punti Sì. per tranquillizzare la sua classifica. È stata una bellissima partita. Sì. Secondo te il percorso della Scigliale si presenta ancora sempre in salita oppure Pagana ha già fatto un buon lavoro e sicuramente con il tempo la tranquillità regnerà soprattutto all'interno della squadra? Ma io percepisco così dall'esterno perché non conosco ovviamente le dinamiche, però credo che già Pagana già abbia dato comunque un segnale. Un tocco. Sì, credo che l'ambiente sia cambiato qualcosa rispetto a Sì. a un mese fa. Quindi è chiaro che da augurio c'è quello che adesso magari con più calma, con più tranquillità, i risultati possono essere un po' diversi. E quindi la salvezza potrebbe essere raggiunta un po' più facilmente. Allora Ovviamente. sentiamo proprio le parole dei due allenatori al termine di questa partita, in un certo senso molto, molto interessante, partita che si è conclusa 1-1. Il risultato è frutto della gara. La gara va letta per quella che è. Questa è la terza gara in una settimana e questo va sottolineato. E poi abbiamo giocato contro una squadra costruita non per vincere ma per stravincere il campionato. Basta vedere chi è subentrato nella ripresa. La squadra nel primo tempo ha fatto una grandissima prestazione, ha concesso quasi nulla alla Regina, ha fatto gol e poteva fare il secondo gol. C'è stata l'opportunità con Gagliardi e poi l'opportunità quando abbiamo preso il palo con Giuliano e Semenzini l'ha buttata fuori. Poi nel secondo tempo la partita è stata aperta a tutti i risultati, perché dopo che loro hanno pareggiato, più volte noi abbiamo avuto l'occasione per fare il 2-1, anche loro poi hanno avuto le occasioni per fare il 2-1, quindi era una partita aperta a tutti i risultati, ma lo sapevamo. Ma già per me il fatto che la squadra se la possa giocare alla pari contro una squadra come la Regina vuol dire che la squadra sta crescendo, che la squadra sta trovando la propria forma. E poi è vero che dobbiamo leggere meglio le gare, perché nel secondo tempo più volte ci siamo allungati, forse perché c'era troppa voglia anche di vincere la partita. Però bisogna analizzare bene la gara e bisogna vedere anche chi si ha di fronte, perché tante volte così si ci dimentica anche che la Regina veramente è una squadra forte, importante, con tante alternative, strutturata e non va guardata la classifica. Quindi se io analizzo e guardo tutte queste cose sono più che soddisfatto della gara. È vero che secondo me noi fino ad oggi siamo stati sfortunati in alcuni episodi, non della fortuna della sfortuna, in alcune scelte arbitrali. La Regina e la Cereale hanno offerto un bello spettacolo alla gente perché è stata una partita bella, intensa, una partita allegra, una partita dove entrambe le squadre la volevano vincere e quindi penso che questa è una cosa da sottolineare in un campionato dove magari molte squadre pensano più a non prenderle che a darle, due squadre che con voglia di vincere e di fare bene, quindi questa è la prima cosa. Hanno fatto gol la Cireale sull'ennesimo gol subito da calcio piazzato della Regina, questo è un dato oggettivo, e poi noi ci siamo messi un po' in difficoltà e onestamente la Cireale poteva andare col doppio vantaggio negli spogliatoi e questo probabilmente avrebbe sancito alla fine della partita. Così non è stato e poi invece il secondo tempo penso che si è vista una grande Regina, una squadra che ha proposto, una squadra che attaccava con ferocia la palla, tatticamente organizzata bene, attaccando sempre davanti, facendo una fase di pressione secondo me impeccabile, in questo anche nel primo tempo, che ha creato 7-8 palle gol, secondo me limpidissime, dove era più difficile sbagliarle alcune che far gol. È vero che abbiamo creato tanto, però non dobbiamo ricordarci che la Cireale poteva chiudere il primo tempo col doppio vantaggio e quindi noi abbiamo fatto un grande secondo tempo, una squadra che ha creato tantissime palle gol e io penso oggi ho visto il portiere della Cireale veramente uno spettacolo, guardarlo solo io da avversario mi veniva di applaudirlo ogni volta che prendeva la palla, nonostante non stavo facendo gol, perché è stato il migliore in campo.
Complimenti dunque alla regina, ma complimenti anche alla città di Acireale che pian pianino si sta tirando fuori dalle secche di questa zona bassa del girone I, appunto del campionato di Serie D. Mentre invece si è stabilizzato a metà classifica questo Enna che si sbarazza del Paternò 3-0, che è un po' ripiombato in crisi. Sì. Servono molte altre cose, credo, al Paternò, non serve soltanto l'arrivo di Mascara. L'allenatore può dare animosità, convinzione, però poi se il parco giocatori probabilmente è incompleto per una Serie D, le difficoltà arrivano. Sì, credo che il Paternò veniva da una vittoria, quindi, Addirittura ha vinto contro l'Athletic Club Palermo. esatto, quindi magari Anche se nel recupero con la Ciriale aveva perso. aveva perso. Comunque dico, il Paternò sembrava che fosse comunque iniziata Sì. una ripresa, o comunque E invece? c'erano dei segnali che facevano pensare che magari si poteva. Invece adesso questa sconfitta, anche se l'Enna comunque rimane una squadra che in casa, da quello che ho visto, Un ruolino sì, fortissimo. fortissimo. Quindi magari anche il Paternò Ha trovato difficoltà. Sì, ha trovato delle difficoltà. Infatti. Guardiamoci gli highlights, la vittoria dell'Enna Calcio 3-0 contro il Paternò. Confermare quanto di buono visto la scorsa giornata e allungare in classifica di 3 punti. Questi gli obiettivi odierni dell'Enna che al generale Gaeta affronta il Paternò per l'11ª giornata di Serie D. Il primo pallone lo gioca la squadra di casa qui di Modugno, mette in mezzo questo pallone, diventa buono per Zerillo, ma brevissimo Branduani in uscita alta a bloccare questo pallone. Poi prova a mettersi in mostra Bamba, il fantasista, maglia numero 10, calcia con il sinistro, il pallone prende velocità dopo essere rimbalzato a terra e diventa una minaccia per Branduani che mette i guantoni ed evita il gol dell'1-0 che l'Enna però vuole trovare. Continua a spingere qui Fernandez e mette fuori, anticipando l'intervento di Ciaunà. Proprio Ciaunà è protagonista nell'occasione che capita poco dopo a Capitan Dadic. Il destro del capitano però finisce alto sopra la traversa, grande occasione per sbloccarla questa per l'Enna. Si dispera Capitan Dadic che poco dopo però deve andare ad esultare insieme a Occhiuto che è bravissimo a raccogliere questo cross di Bamba. Proprio Occhiuto, puntualissimo, trova il gol dell'1-0. L'Enna continua a spingere in cerca del 2-0, qui non benissimo Orsino, c'è entra dentro l'area di rigore, steso da Orsino, calcio di rigore per l'Enna, cartellino rosso per il giocatore in maglia numero 16. Dunque si presenta dal dischetto Ciaunà che spiazza in questa maniera Branduani, freddissimo il rigore del numero 9. Enna avanti 2-0, il Paternò sotto di un uomo e sotto di 2 gol. L'Enna però vuole chiudere il primo tempo avanti di 3 gol. Qui cross di Modugno messo fuori da Fernandez. Continua a spingere l'Enna anche nel secondo tempo. Qui Zerillo inventa una grande palla per Preknikai, movimento in verticale del numero 20, anticipa Branduani e realizza il gol del 3-0 Enna. Esplode nuovamente il Gaeta. Di fatto è questa l'ultima emozione della partita. L'Enna vince e convince davanti ai suoi tifosi per la seconda volta consecutiva. 3-0 per la formazione di Mister Passiatore che si gode questa vittoria insieme al proprio pubblico. La prossima partita sarà a Milazzo, una trasferta insidiosa che i ragazzi di Mister Passiatore dovranno affrontare con grande carisma. Enna che vince e convince, mi sembra giusto la definizione del momento attuale della squadra guidata da Passiatore. Possono già partire le immagini invece della sconfitta del Ragusa, che purtroppo in questo momento non sta dando continuità di risultati. Attualmente è penultima in classifica, squadra molto giovane, giustamente vai alla Vezia ed incontri una Vigor indemoniata a cui servono i 3 punti per capire il percorso di questa stagione e quindi trovi grandi difficoltà. La squadra forse probabilmente avrebbe bisogno di qualche innesto un po' più maturo, sei d'accordo? Sì, credo che il Ragusa sia forse fra tutte, diciamo, fra tutte quelle del girone I, sia la squadra forse che
che avrebbe bisogno più di qualche innesto, rinforzo di qualche anche. rinforzo dal punto di vista proprio tecnico. Sicuramente hanno una serie di giovani interessantissimi, però credo che non Tutto possono... questo però, sai Giuseppe, è frutto anche di un ridimensionamento che la società Ha ha avuto. fatto rispetto alla scorsa stagione, che aveva brillantemente portato la squadra Sì. oltre la metà di classifica. Quindi è la dimostrazione solita che Sì. se non ci sono dei supporti economici adeguati, la Serie D diventa un grattacielo da scalare. No, in realtà la Serie D è un campionato importante, appunto come dicevamo, forse addirittura costi di più della Serie C. Sì, è o vero. comunque sicuramente le società che decidono di fare un campionato più da vertice sicuramente spendono di più di una Serie C. Il problema è riuscire a sostenere questi costi per più anni, perché magari per un anno si riesce, magari si trovano, possibilmente venendo dall'eccellenza, c'è l'entusiasmo, c'è l'entusiasmo, gli sponsor, i partner collaborano più attivamente. e comunque tutti sono portati a fare uno sforzo in più perché vogliono appunto affermarsi in un campionato nuovo, in un campionato migliore, in un campionato più importante, e poi magari l'anno dopo, l'anno successivo, poi cominciano invece a venire fuori le prime difficoltà, Chiaro, le prime chiaro. cose, e chiaramente si cominciano a fare, diciamo, si cominciano a fare degli errori, per così dire. Però la cosa che più mi sorprende è che Ragusa, capoluogo di provincia, Sì. commercialmente una città importante, non riesca a trovare un equilibrio economico per permettere anche ad una squadra di Serie D di avere vita facile. Diciamo, Può succedere, sì, pensi? no, diciamo che la nostra Sicilia purtroppo è piena di queste situazioni. Abbiamo un sacco di città importanti che sono state sicuramente simbolo di campionati importanti a livello nazionale, a livello regionale. Dico tanto per citarne 4-5 che magari sono quelle più vicine alle mie zone, tanto Sì. per dire, dico, vogliamo parlare del Marsala che Chiaro. si trova in eccellenza, vogliamo parlare dell'Alcamo che è in promozione, Sciacca. vogliamo parlare dello Sciacca, vogliamo parlare della Folgore, Sì, che è vero. dico, vogliamo Stai parlare, dando una lettura dico, vogliamo giusta. parlare del Stai dando Mazzara, una lettura giustissima. vogliamo parlare del Mazzara, dico, ne abbiamo citate nell'arco di 150 km, ne abbiamo citate 7-8. Realtà che addirittura hanno fatto anche la Serie C, quindi Sì, voglio no, dire... il Marsala ha fatto la Serie C, dico, comunque lo Sciacca ha fatto credo pure la Serie C, l'Alcamo ha fatto la Serie C, Sì. dico, stiamo parlando comunque di società che hanno sicuramente deve cambiare qualcosa, che però. hanno sicuramente quantomeno un passato glorioso. Deve cambiare qualcosa. Rientriamo in studio e parliamo adesso invece del miracolo Messina, perché questo Messina che parte con 14 punti di penalizzazione Sì. è un Messina che ci lascia sorpresi, lo diciamo ormai ininterrottamente da un paio di settimane, abbiamo avuto anche qui il direttore sportivo Martello, Sì. ci lascia un po' spiazzati e ci fa pensare che se questi 14 punti insomma fossero veritieri, più i 3 sarebbero 17, sarebbe una squadra che lotterebbe Sì, per sicuramente. andare in Lega Pro. Sicuramente. Tra l'altro aggiungerei al fatto che al di là dei 14 punti che comunque rimangono un fardello importante che adesso ormai la società, diciamo, ha recuperato, Sì, ma che questo è anche comunque ne serviranno altri ovviamente. Chiaro. Dico, il Messina, credo, non vorrei sbagliarmi, ma è addirittura alla prima di campionato. Addirittura ancora non si sapeva neanche chi fossero i convocati, hanno fatto se non ricordo male. La prima Dico, partita quindi, di Coppa erano proprio racibolati lì. dico, tesserati forse la Sì, mattina sì, e portati a giocare. Dico, E infatti Martello e Romano hanno fatto un miracolo perché in una settimana hanno trovato un gruppo che pian pianino si sta amalgamando Sì. a tal punto Dico, da quindi, avere belle prestazioni. dico anche Messina, anche per Messina vale la stessa cosa. Messina è stata sicuramente una società, comunque ha rappresentato una società gloriosa, ha fatto la Serie A, addirittura ha sfiorato pure la cosiddetta Coppa UEFA. Sì, Dico, è vero, è vero. Nel momento in cui c'erano i Franza, è riuscita a battere credo la Juve, Sì, addirittura. sì. Dico, era diventato un riferimento importante del calcio. è giusto, dico, vogliamo nazionale, dire è vero.
Vabbè, i tempi purtroppo Cambiano, sì. cambiano. Guardiamoci comunque adesso gli highlights. È finita in parità la partita contro la Vibonese Calcio, che a sua volta è una squadra molto interessante, che comunque dirà certamente la sua nella vittoria finale di questo girone I del campionato di Serie D. Dopo la sconfitta di Caltanissette, il Messina torna al Francoscoglio per ricevere la visita della Vibonese nell'11ª giornata di Serie D Girone I. Pronti via, Sorrentino respinge in qualche modo la conclusione dai 20 metri di Lagzir. All'esordio da titolare il marocchino ex sarnese giunta vivo dal Fasano con un passato a Malta nell'Amrun Spartans, oltre all'esperienza in Kings League. Al 6° minuto, spunto improvviso di Touré che si accentra e calcia, il pallone si spegne di poco al lato, primo squillo del match da parte del Messina. Altro tentativo dell'ispirato Lagzir dalla distanza, pallone che sorvola la traversa. I calabresi si mostrano però più intraprendenti. Al 10° a giro Musi dal limite, sfera che si spegne sull'esterno della rete con Sorrentino a controllare. Punizione di Balla che scavalca il portiere giallorosso e termina sul fondo. Avvio poco brillante del Messina che fatica a trovare spazi e idee. Touré si invola sulla destra, suggerimento in mezzo per Rosetti che non riesce a deviare verso la porta, fallendo l'appuntamento con il gol. Al 28° la Vibonese torna a farsi vedere in ripartenza grazie al rapidissimo Lagzir, insidioso rasoterra il suo, ribattuto da Sorrentino col fuorigioco che scatta sul tentativo di tap-in di Carnevale. Alla mezz'ora timido il tiro da fuori di Orlando, nessun problema per Marano che blocca agevolmente. La Vibonese ci prova quindi sugli sviluppi di un calcio piazzato prima dell'intervallo. Nessun cambio in apertura di ripresa, subito la botta di Maisano da lontano. Buona l'iniziativa, ma sfera che finisce sul fondo. Sull'altro fronte, Lagzir al tiro, rasoterra senza troppe pretese tra le braccia di Sorrentino. Saverino per Tesia è la prima sostituzione operata da Romano per cambiare l'inerzia del match. Mossa subito vincente perché la sblocca proprio il numero 23 appena entrato. Al 20° lancio di Maisano per Saverino, pescato sul filo del fuorigioco. Il centrocampista è bravissimo a controllare di petto, spedendo poi in diagonale alle spalle di Marano per il vantaggio giallorosso. Seconda rete in campionato di Saverino, match winner già contro il Castrum Favara per l'esultanza del pubblico del Francoscoglio e di Speaker Maira. Trovato l'1-0 che stappa la partita, il Messina continua a spingere. Finisce la gara di Maisano, rilevato da Ivan. Esposito cerca di scuotere i suoi inserendo Marsico e Dick per aumentare il potenziale offensivo. Bosi entra al posto di un esausto Orlando. Messina adesso a protezione del vantaggio. Romano si copre con Fravola per Rosetti. La doccia gelata arriva ad 1 minuto dal 90° quando la Vibonese trova l'1-1 su un'azione insistita. Palla vagante che resta in aria dopo il controllo imperfetto di Musi. Marsico dalla sinistra serve al centro per l'accorrente Lagzir e il marocchino non fallisce insaccando sotto misura. Il Messina, che pregustava ormai la vittoria, si ritrova acciuffato pagando a caro prezzo una grave disattenzione collettiva. Tanti rimpianti per la squadra di Romano, raggiunta proprio sul più bello. Pareggio comunque giusto al Francoscoglio. Il Messina va a quota 3, muovendo un altro piccolo passo in classifica. Il Messina ultimo in classifica, seppur con 14 punti già recuperati di penalizzazione, mentre al primo posto un'altra squadra messinese che è partita in sordina, piano piano a luci spente, ma che attualmente è veramente la grande realtà di questo girone I. Nuova Egea Virtus che pareggia in casa però con la Gerbison. Prima di vedere il servizio, una battuta con Giuseppe proprio su questa Nuova Egea Virtus. Sì, è organizzata per durare fino alla fine? Siamo soltanto alla 10ª giornata. No, però, io devo essere sincero, non credo che l'Igea Virtus sia organizzata o comunque sia fra le squadre costruite per la vittoria finale del campionato, però credo che potrebbe essere una sorpresa o comunque potrebbe... Una mila vagante, sì, invece per quelli che il campionato lo devono vincere. sì, perché visto che ci sono comunque tante pretendenti alla vittoria finale, potrebbe venire fuori poi alla fine una di quelle che magari
non Certo. era messo in conto. Inaspettatamente. Esattamente, e credo che l'Igea Virtus abbia tutti i requisiti per essere una di queste, diciamo, di queste Possibile outsider. offsider, esatto. Tra l'altro allenatori di esperienza, 4-5 Sì, barra 6 giocatori di esperienza, per sì. la Serie D, quindi effettivamente questa nuova Igea, secondo me, almeno per tutto il girone d'andata, sarà lì al primo posto per cercare di guadagnare più punti possibili nei confronti delle concorrenti. Guardiamoci il servizio, pareggio con la Gerbison 1-1. Pioggia, fango e tanto agonismo dal Contres Barone, dove Igea Virtus e Gelbison hanno dato vita a una sfida intensa nonostante un terreno pesante. Il match si accende subito e dopo appena 6 minuti la Gelbison passa in vantaggio grazie a Semeraro, che raccoglie l'invito di Leo e col mancino fulmina De Falco per lo 0-1. Nell'occasione non mancano le proteste vibranti dell'Igea per un presunto tocco con il braccio di Leo, ma l'arbitro lascia correre e convalida la rete. Gli ospiti restano in spinta, ancora Leo sfonda sulla corsia mancina e mette un cross insidioso, ma Squillace salva tutto con un intervento provvidenziale. L'Igea reagisce con orgoglio, Cicirello ci prova prima su punizione di Calafiore, poi approfittando di un errato rinvio del portiere, ma la mira non lo assiste. Al 34esimo è di nuovo la Gelbison a rendersi minacciosa con Leandro Leo, il cui tiro da fuori termina di poco al lato. Nel finale di frazione i giallorossi crescono e costruiscono le occasioni migliori per il pareggio. Al 36esimo Ses calcia da pochi passi ma trova il muro della difesa rossoblù, mentre al 43esimo Samaché di testa sugli sviluppi di un corner manda il pallone sopra la traversa di un soffio. Nel recupero i locali chiedono a gran voce un rigore per un contatto su Cicirello, ma il direttore di gara lascia proseguire. Nella ripresa l'Igea Virtus torna in campo con un altro spirito, il tecnico Mara si gioca subito la carta Longo, neo arrivato e al rientro in maglia giallorossa dopo oltre 2 anni. Il suo ingresso dà energia e profondità all'attacco barcellonese, che al 50esimo va vicinissimo al pareggio con Samaché, il cui sinistro è disinnescato in tuffo da Samba e sulla ribattuta è De Feo a salvare tutto. Al 60esimo è proprio Longo a provarci con un tiro velenoso, ma ancora una volta Samba risponde da campione. Il forcing giallo-rosso però viene premiato al 67esimo, quando Squillace mette un cross in mezzo. Ses con un velo intelligente libera Calafiore, che di prima intenzione scarica un destro preciso sotto la traversa. 1-1 e stadio in festa. Il capitano barcellonese, specialista nei gol pesanti, trova così la 4ª rete in campionato e riaccende l'entusiasmo del pubblico del Dal Contres Barone. L'Igea infatti non si ferma e al 78esimo sfiora il vantaggio con Mirasci, che svetta di testa sugli sviluppi di un corner, ma ancora una volta Samba risponde da autentico muro e salve suoi. Nel finale i giallorossi tentano il tutto per tutto. All'84esimo Longo reclama un possibile rigore, l'arbitro però non è dello stesso parere. Al 91esimo sempre Longo tenta la fortuna dalla distanza, ma Samba blocca sicuro e nell'ultimo minuto del recupero al 94esimo la Gelbison ha la chance del gol vittoria con il neoentrato Tilli, il cui destro per fortuna dei giallorossi esce di poco al lato. Finisce così 1-1, un pareggio che premia entrambe le squadre per l'intensità e la determinazione messa in campo. L'Igea sale a 22 punti mantenendo la vetta della classifica, ora insieme al Savoia, mentre la Gelbison si porta a quota 14 all'11esimo posto. E parliamo adesso del derby tutto siciliano tra San Cataldo e Favara, tra San Cataldese e Castrum Favara. 30 secondi per parlare di queste due realtà. Sì. Attenzione, entrambe hanno già cambiato allenatore. Terranova è andato ad allenare appunto la squadra di Favara, mentre invece adesso è arrivato Vanzetto che sostituisce Pidatella a San Cataldo. Sì. Quanto questi allenatori possono effettivamente cambiare in questo momento il percorso di entrambe? Sicuramente il cambio di allenatore porta sempre, diciamo, porta sempre delle novità, porta sempre qualcosa di diverso all'interno dell'ambiente, quindi magari sicuramente ci saranno degli stimoli diversi, ci saranno sicuramente delle motivazioni diverse, ma chiaramente non basterà soltanto il cambio dell'allenatore. Per quanto riguarda la San Cataldese, credo che anche la San Cataldese sia fra quelle società che hanno praticamente fatto un po' un ridimensionamento rispetto a quello che è stato l'anno precedente, così come il Favara l'anno scorso credo che abbia fatto i playoff
o comunque sia arrivato comunque nel... Adesso sta andando avanti anche in Coppa però, eh? Sì, dico, ma dico, il Favara l'anno scorso credo che sia stata una rivelazione diciamo, Sì. del campionato, era forse il primo Infantino anno... ha fatto... Esatto, ha fatto un grandissimo lavoro, era comunque, come dicevamo poc'anzi, magari l'entusiasmo Sì. dei primi anni, e quindi magari adesso invece devono un po' mettere insieme le energie e provare a salvarsi prima possibile. Guardiamocelo il servizio, la vittoria appunto della San Cataldese che vince 2-1 contro la Castrum Favara. Benvenuti allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo per San Cataldese Castrum Favara, gara valida per l'11ª giornata del campionato di Serie D Girone I. E comincia San Cataldese Castrum Favara. Ancora Favara avanti, un'azione sulla destra, Sandonà. Poi c'è il tentativo di conclusione. Ancora Rozzi che si deve appoggiare ancora sull'out di sinistra. Altro cross messo sul secondo palo di Rienzo. Prova a staccare. Da loro alla rimessa laterale. Va lungo all'interno dell'area. Il colpo di testa provato da Mattias Castro con cross. Viene anticipato dallo Duca Castro per la conclusione al volo. E qui Lautaro non si fida della presa, deve mettere in calcio d'angolo. Ora in avanti Castro, attenzione Castro, da vedere la posizione Castro, la conclusione in porta, è tutto buono e arriva l'1-0 della San Cataldese al 38esimo del primo tempo con Mattias Castro. Ancora schema a lanciare in avanti, Demin spizza di testa, Coso vanno in area, appoggia dove c'è Varela che mette un cross in mezzo. A freddo arriva il pareggio del Castrum Favara con Piazza. Chironi prova la conclusione ribattuta, poi la girata al volo di Castro e arriva il gol del 2-1. Gol di Mattias Castro che trova la doppietta personale dopo il tiro deviato di Chironi. Barile che va da Dimino che prova la conclusione, trova una grande risposta e arriva il triplice fischio del direttore di gara. Si conclude in questo momento San Cataldese Castrum Favara 2-1 il risultato finale, la decide la doppietta di Mattias Castro al 38esimo del primo e del secondo tempo. Insieme alla nuova Igea Virtus abbiamo un'altra squadra al primo posto, parliamo del Savoia. All'inizio ne parlavamo di questo Savoia che effettivamente per esperienza, per insomma, qualità di società, qualità anche del parco giocatori ha dimostrato che i risultati sono dalla sua e sta andando fortissima, soprattutto in casa è un rullo compressore, batte il Milazzo 2-0. Un tuo pensiero su questo Savoia? È veramente la squadra da battere insieme alla Nissa, almeno attualmente sulla carta? Ma, in realtà credo che sia costruita comunque per stare nei piani alti, però non mi sembra che sia più attrezzata rispetto alle altre. O non mi sembra che comunque abbia dato dimostrazione di essere particolarmente più brillante delle altre. È certamente una squadra da sicuramente, alta classifica. Sì, sicuramente lotterà. Ad oggi lotterà insieme alle altre. Ma in questo momento, non la vedo superiore alle altre, devo essere sincero, ma forse pure perché spero dentro di me che una squadra siciliana possa vincere il campionato. Forse per questo pure. È vero. Voltiamo pagina perché chiudiamo il tabellino riguardante il campionato di Serie D e ci guardiamo gli highlights della sconfitta, ahimè, del Città di Gela contro il Sambiase 3-0, una sconfitta pesantissima che è anche costata la panchina a Gaspare Cacciola.
E notte fonda per il Gela, la sua sesta sconfitta nelle ultime 7 partite. Il Sambiase passeggia allo stadio Presti 3-0 e fa scattare la contestazione a fine partita dei tifosi di casa. Gioca però meglio, più ordinato e tranquillo mentalmente il Sambiase. Dopo 6 minuti però il Gela sembra far vedere un altro tipo di gara, con la conclusione di Gigante con Giuliane che respinge con i pugni. Al 16° cross velenoso dalla sinistra, ma Abercon in scivolata riesce a mandare fuori. Al minuto 22 c'è il palo di Vincenzo Tuccio per il Gela con una gran conclusione da fuori area di destro. Nel secondo tempo c'è il crollo totale del Gela e Sambiase che sale in cattedra. Al 4° minuto minus provvidenziale su Abercon lanciato a rete. Ma l'attaccante del Sambiase si fa perdonare dopo 2 minuti andando in gol e questa volta raccoglie un cross basso dalla destra per mettere in porta. Il Gela non reagisce, l'unica opportunità è per Petta con un colpo di testa che finisce fuori. Al 23° la svolta decisiva della partita, il secondo giallo per il difensore Giuliano che alza forse troppo il gomito, lascia in 10 la formazione bianco-azzurra di Cacciola. In 11 contro 10 per il Sambiase è un gioco da ragazzi gestire il risultato e poi diventa quasi un tiro al bersaglio. Al 35° ci prova il neoentrato Palermo direttamente su punizione, minus smanaccia in angolo. Sull'angolo susseguente ci prova ancora Pantano e ancora minus che deve deviare la palla in calcio d'angolo. Batti e ribatti e al 37° arriva il gol del raddoppio che lo segna Colombatti e va a esultare sotto i propri tifosi. Il Gela è ormai allo sbando, fischiato ai propri tifosi. Il Sambiase trova poi il terzo gol nei minuti di recupero per un fallo piuttosto discutibile commesso da Sbuttoni dal dischetto, la doppietta di Abercon che chiude definitivamente il match. Finisce 3-0 per il Sambiase che vince con pieno merito, mentre nel Gela scatta una crisi che sembra senza una via d'uscita. E dopo il triplice fischio ancora piovono fischi dei tifosi del Gela contro i giocatori biancoazzurri che vengono richiamati sotto la curva. Soprattutto viene contestato il tecnico Cacciola di cui si chiedono le dimissioni. È arrivata comunque la notizia dell'esonero anche di Gaspare Cacciola, c'era stata anche una dimissione da parte di Aurelio Lobianco, il direttore sportivo, che comunque è stata respinta dalla società e adesso veramente bisogna fare quadrato anche con il nuovo allenatore, è arrivato Misiti, ex conoscenza dell'Acragas, sì. E sarà dura per questo nuovo allenatore perché deve insomma rimettere su con tanti cocci questo Gela. Sì, credo proprio di sì, credo che lì si sia rotto qualcosa rispetto a quello che è diciamo, la fase iniziale di entusiasmo, di comunque voler recitare un ruolo importante in questo campionato. Sì, le prime giornate sì, avevamo visto un Gela fortissimo, sì, sì. Anche mentalmente. Sì, ma sicuramente credo che addirittura c'è stato, credo, un paio di mesetti fa in cui si diceva pure che il Gela poteva essere un'altra diciamo, un'altra delle squadre che poteva... E invece mi sa che qualcosa si è rotto. Sì, qualcosa si è rotto. Ora sicuramente bisognerà trovare il bandolo della matassa perché bisognerebbe cambiare completamente la rotta. Beh, allora abbiamo concluso la nostra puntata di penalty. Voglio insomma chiudere anche però giustamente di nuovo con il Castellammare Calcio, realtà a metà tra Palermo e Trapani, ma sì, soprattutto una realtà giovane che vuole costruire il suo percorso attraverso il sacrificio, l'impegno, sì, intanto con i locali, sì, che diventano poi l'anima di una società, no? Voi mi dicevi siete tutti bene o male che vivete a Castellammare, quindi vivete a 360 gradi la cultura anche della vostra squadra. Sì, lo sport a livello dilettantistico, ma in generale lo sport è sicuramente una delle attività più nobili che ognuno di noi, che i ragazzi, che tutti dovremmo fare e che dovrebbe essere ancora di più, credo,
sponsorizzato, proposto, invogliato, e comunque dovremmo creare le migliori condizioni a tutti di poterlo fare. Quindi siete in cerca anche di partner che vi possono aiutare nel vostro percorso di crescita? Sì, diciamo i partner ci sono sempre. In realtà la nostra mission rimane sempre quella di riuscire a fare crescere dei ragazzi, un ambiente. Mi piace questa no, cosa, ma è la verità, è la verità. Mi Tutto piace. lo dico, non lo dico per puro, lo dico perché tutto nasce dal fatto che abbiamo avuto la fortuna di avere una struttura importante, una fra le più importanti della zona diciamo della Sicilia occidentale. Tutto parte dal fatto che nel 2016 siamo stati campioni regionali con la Juniores, quindi diciamo ci sono state tutta una serie di condizioni particolari che hanno fatto sì che il Castellammare Calcio 94 è ormai da quasi 9 anni che è in eccellenza, che ci sono tutta una serie di condizioni che hanno portato questa società comunque a vivere un momento importante. Si è stabilizzata nella categoria e non è mai facile stabilizzarsi. No, non è per niente facile, perché come dicevo Castellammare rimane un piccolo paesino che non ha grandissime diciamo, possibilità, però credo che la società sia una società comunque organizzata, una società importante, fatta da persone che comunque conoscono l'ambiente del calcio, composta da persone per bene, da persone che comunque riescono a rappresentare anche un territorio. E ben vengono queste persone, perché sono i veri cultori del calcio e della correttezza sportiva. Mentre invece 30 secondi di risposta breve e veloce. Il progetto di Giuseppe Nolfo è di continuare su questa linea di soddisfazione personale calcistica e magari, chissà, forse allargare la veduta anche attraverso altre realtà? Chi lo sa. Io a Castellammare sono a casa mia. Lo abbiamo detto. La società comunque è nata insieme a me, al mister Mione, al vicepresidente Nino Mancuso, al dottore Mistretta. Abbiamo adesso avuto pure il presidente Barone. Dico, ci sono tutta una serie di persone che sono state e sono ancora tuttora importantissime all'interno della società. Io non lo so, io diciamo la provincia di Trapani, ma anche nella provincia di Palermo conosco quasi tutte le realtà in maniera le conosco abbastanza bene. Chiaro. Quindi non credo che ci siano dei problemi, però chi lo sa. Chi lo sa. Allora, con l'augurio che le cose vadano sempre bene anche e soprattutto a Castellammare, buon lavoro per il proseguo della stagione. Grazie, io ti volevo ringraziare per l'invito, è stato un pomeriggio veramente piacevole, l'ho trascorso con grande... Allora prenditi l'impegno che ritornerai presto a penalty. Sì, ritornerò a penalty. Ringraziamo dunque il direttore sportivo del Castellammare Calcio Giuseppe Nolfo. Adesso brevissima pausa pubblicitaria, perché poi subito dopo parleremo del campionato di eccellenza Calabra. Tre categorie in gara: miglior giornalista sportivo, miglior giornalista radio-televisivo e miglior giornalista della carta stampata. Le tre sezioni della quarta edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasio. Ricordo quel bellissimo gol di Betti. Eccoci rientrati dopo il brevissimo spazio pubblicitario. Abbiamo già messo da parte il campionato di Serie D, ovvero quello riguardante il territorio calabro-siciliano. Adesso parliamo invece di eccellenza, lo facciamo con l'unico girone appunto del campionato di eccellenza calabro.
Domenica si è giocata la 9ª giornata, subito la schermata dei risultati. Boccale Calcio Admo Brancaleone 1-1, Rimbiata Castrovillari Calcio Rossanese. Città di Luzzi batte Cittanova Calcio 1-0, DGS Praia Tortora batte Virtus Rosano 2-0. Isola Capo Rizzuto batte Gioiese 5-0, Palmese 1912 batte Soriano Fabrizia 3-0, pareggio tra Stilo Monasterace e Reggio Ravagnese, 0-0 il risultato finale. Ed infine Trebisacce Calcio Paolana 0-0. Abbiamo una conferma in testa per quanto riguarda questo girone calabro del campionato di eccellenza, parliamo della DGS Praia Tortora, sempre in vetta con 22 punti, con 19 Trebisacce Calcio, 17 punti Isola Capo Rizzuto e Paolana, con 16 Virtus Rosarno, con 14 Reggio Ravagnese, 13 punti Città di Luzzi, con 12 Palmese 1912, Brancaleone, Stilo Monasterace e Boccale Calcio Admo. 11 punti il Rossanese con 7 Soriano Fabrizia, 5 punti per la Gioiese con 3 il Cittanova Calcio, chiude con -6 il Castrovillari Calcio. Il girone di andata del campionato di eccellenza entra nel vivo, siamo alla 9ª giornata e al Mario Tedesco sta per cominciare una sfida ad alta intensità emotiva, quella tra DGS Praia Tortora e Virtus Rosarno. Da Catanzaro dirigerà l'incontro Gallella, assistito da Roberto di Lamezia Terme Cozza di Paola. E allora pronti, via! Con Gioffre in duello, alla meglio il 3, no, il 7 riesce a conquistare il pallone, poi il traversone che scavalca il portiere, va dall'altra parte, la raccoglie Petrone, prova a girarsi, cerca il fondo, riesce a metterla in mezzo, un primo squillo, poi Gordigno fa suo il pallone, l'anticipo Guerrisi al duello con Maitini. Prova a tenere il pallone Guerrisi, poi sbaglia, ne approfitta Dominguez, allora per Petrone, largo, va a puntare l'avversario, Morgante, palla morbida sull'altro palo, poi Lupacchio, ci prova al volo, palla messa in mezzo, attenzione, può arrivare per Ciacanè, ancora Ciacanè, la conclusione poi deviata, Strumia per Dominguez, sempre tallonato da Guerrisi, cerca lo spunto, Dominguez trova questa buona con questo buon diavolo, poi giù a terra c'è il calcio di rigore. Momento importante del match. Calcio di rigore, pronto Petrone contro Gordigno. Parte il capitano, lo spiazza. Gordigno da una parte, palla dall'altra. E match che si sblocca con il capitano Angelo Petrone. Baggini. Con calma, non vuole affondare, preferisce andare da Gonzalez. Per Lupacchio, ancora per Poli. È uscito in copertura Capozucchi, ma Poli trova lo spazio per il traversone. Quasi l'illusione del gol sulla deviazione di Ciacanè. Partita ovviamente che adesso salirà di intensità. Gioffre, sempre verso le rosa, trova la spizzata. Poi Lugli per Sibio in mezzo, la conclusione di Staropoli, il muro, il doppio muro di Piccioni. Si continua a giocare, palla larga dall'altra parte per Morgante, prende le misure per il traversone, ora attenzione, palla ancora per Staropoli, ma ancora una volta la risposta è monumentale di Ivan Piccioni che dice ancora una volta no proprio a Staropoli. Ma seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, battuto corto, palla in mezzo, Gordigno con i pugni, ma la palla rimane là, Ciacanè traversa, potrebbe essere Gioffre col sinistro, cercare di scavalcare la barriera, vediamo un po', è proprio Gioffre, ma la palla è centrale, Petrone, tanto movimento, ci prova Strumia, traversa piena. Ora attenzione al calcio d'angolo, al mucchio nell'area di rigore, cadono in due, Maitini la mette fuori, Gioffre non la controlla bene, ora attenzione a Dominguez, supera un primo avversario, Morgante di nuovo nell'area, poi attenzione Piccioni, tutto buono ragazzi, buono questo corridoio per Maitini, evita l'avversario,
punta l'area Maitini, punta l'area di rigore, Maitini fermato, attenzione al cartellino giallo per Staropoli. Adesso si va nell'area di rigore per Maitini, prova a girarsi, trova l'attenzione ed arriva il gol di Dominguez, Santiago, che chiude di fatto il match. Ancora Dominguez, inseguito da Guerrisi. Dominguez prova ad allargare la falcata. Guerrisi ringhia su di lui, cerca di recuperare il pallone, ma arriva il triplice fischio. E ora c'è qualche scintilla finale alla fine della partita. Partita che è stata tra l'altro molto corretta fino alla fine, con soli 2 ammoniti. Ma tutto deve tornare nella normalità. Finale di DGS Praia Tortora, Virtus Rosarno e di 2-0. I gol al 33esimo del primo tempo su rigore Angelo Petrone, il raddoppio al 96esimo minuto di Dominguez, Santiago e dal Mario Tedesco. È tutto. Stadio Nino Lopresti di Gallico per raccontarvi anche questa domenica le emozioni del campionato di eccellenza calabrese. Sta per iniziare qui appunto a Gallico il match tra il Bocale Admo e il Brancaleone, valido per la 9ª giornata del campionato di eccellenza. Puntoriere cerca il fondo, va al cross lungo, la girata al volo di Acosta, la gran parata da parte di De Luca. Bellissima questa iniziativa di Puntoriere che ha calibrato bene. Attenzione, per ancora viva l'azione con Parra a cercare Puntoriere che calcia male e poi Ibañez non la tiene bassa. Batti ribatti a centrocampo, attenzione Gomez prova la battuta dalla lunga distanza e ci arriva De Luca. Ha tentato una soluzione da lontanissimo Gaston Gomez, forse era nello specchio questa battuta, ci ha messo però la punta delle dita Eros De Luca per salvare la propria porta nel dubbio. Malara riesce a crossare, non ci arriva Puntoriere, c'è invece Acosta che dopo un contrasto riesce a calciare, il contrasto di Gomez che è rimasto a terra. Non ha calciato Gomez, ha calciato invece poi Acosta. Acosta è riuscito a trovare lo spazio per calciare, ma De Luca in uscita lo ha murato. Barnoschi prova a rimetterla in aria, attenzione Pavani! Se l'è divorato Pavani, l'ha messa fuori a tu per tu col portiere Lorenzo Pavani. La sterzata di Tripodi dentro l'area di rigore, attenzione Tripodi, ed è il vantaggio del Brancaleone, il gol dell'ex. Nunzio Tripodi al 39esimo minuto porta avanti il Brancaleone. Questo è un brutto colpo per il Bocale. De Luca, attenzione, non benissimo qui Barnoschi, Machado e si è divorato il 2-0, l'avrebbe chiusa qui. Pallone che arriva per un attimo a Barnoschi in posizione offensiva. De Simone prova a passare, attenzione il tiro, gol del pareggio, ha segnato Capitan Barnoschi, l'ha pareggiata lui al 91esimo, la scoccata vincente, si era proposto in proiezione offensiva e ha trovato il gol del pareggio al 91esimo. Ci voleva un colpo risolutore di questi per poter rimettere in carreggiata la partita che sembrava ormai chiusa, e invece il capitano in proiezione offensiva trova il pareggio. Il corner, la palla che arriva nel cuore dell'area, colpesta di Mendes, fuori ad un passo dal gol Chico Mendes, e arriva il triplice fischio. Dunque non c'è più tempo per giocare e dunque si chiude sul punteggio di 1-1 che si è accesa nel finale con le 2 reti siglate da Tripodi e da Barnoschi. Ultimo cenno di intesa e Simigliani gioca subito il pallone. Huerta, che beh per Giancarlo Simigliani che ha un po' di spazio, il tiro viene rimpallato, non aggancia Gimondo, c'è Minici, Mena, spalle alla porta, si gira, prova il tiro, Mena riesce a far passare il pallone a sinistra, poi Zari ce la mette dentro, il colpo di testa, poi prova ad uscire con Dorato la stilo Monasterace, adesso c'è Mena
Donato risale per accompagnarlo, Mena fa tutto da solo, entra in area di rigore Mena, palla per Donato, la traversa, sbaglia Vierà con Giancarlo Simigliani che ne approfitta, entra in area Simigliani e c'è calcio di rigore per la Reggio Lavagnese. Ovviamente l'arbitro controlla che tutti restino dietro la linea dell'area di rigore, la rincorsa di Simigliani e la parata di Pietrafesa. Ed è stato veramente bravo qui il portiere dell'Astiro Monasterace che si è tuffato dal lato giusto, ha bloccato il pallone. La palla preda facile di Cordova, poi Cordova, Belluzzi, Zaric, Mena, arriva Waller, prova il tiro Waller, la parata con i pugni di Zampaglione, Cordova che anticipa Mena, poi la palla viene ricacciata dentro da Romeo. Papaleo ha davanti a sé Gimondo, lo scambio con Lonzo, poi nuovamente Belluzzi. Sembra mancare un po' di profondità adesso alla squadra di casa che ha il pallino del gioco da diversi minuti in mano. Zaric, palla dentro, il colpo di testa ancora Zampaglione, bravo su Waller. Grande attenzione ovviamente sulle marcature, la palla dentro, il colpo di testa di Donato alto e qui termina la partita senza gol, la sfida tra l'Astiro Monasterace e la Reggio Lavagnese, un punto per parte. Con le immagini delle 3 partite più importanti della domenica calcistica del campionato di eccellenza calabro, noi chiudiamo qui il nostro consueto appuntamento settimanale sui canali di GS Channel di Penalty. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.